Non c'è pace per i lavori di Piazza Duomo, Rossano Veneto. A più di 5 anni dal via, dopo tanti intoppi, pochi giorni fa anche le categorie economiche hanno chiesto di accelerare e completare l'opera per andare incontro a commercianti e imprenditori stremati dalla lunga attesa. E invece no, la novità non va in questa direzione. L'amministrazione comunale, si legge in una nota, ha deciso la risoluzione del contratto con il direttore dei lavori di Piazza Duomo, Francesco Tonietto. L'11 aprile c'è stata la formale contestazione di inadempimenti ritenuti gravi ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Come previsto dall'ordinamento è stato garantito il contraddittorio, durante il quale il professionista ha avuto facoltà di presentare controdeduzioni, ma le giustificazioni fornite sono state valutate non idonee a sanare le criticità rilevate e pertanto si è provveduto, dice l'amministrazione, allo scioglimento del contratto. Ora si sta individuando un nuovo tecnico abilitato a subentrare nella direzione dei lavori. Obiettivo fare più in fretta possibile. La sensazione però è che invece le sorprese non siano finite.